È una scelta assurda anche perché ci sono contratti già firmati, addirittura appalti che stanno partendo. Si tratta di bloccare di fatto gli investimenti nelle città ed è ancora più paradossale perché i comuni sono le istituzioni che stanno spendendo meglio e più in fretta i soldi del PNRR. È netto il giudizio negativo del sindaco Possamai sull'annunciato taglio del governo dei fondi del PNRR, destinati a finanziare i progetti già approvati dalla precedente amministrazione ma non ancora cantierati. 78 i progetti interessati, quelli sulla rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici scolastici, la mobilità sostenibile e il verde, tra cui la prestigiosa riqualificazione di Campo Marzo. Complessivamente sono oltre 13 miliardi di euro a rischio per gli enti locali. Tradotto, a Vicenza potrebbero non arrivare circa la metà dei 60 milioni di euro previsti, ma nulla è stato ancora precisato. Al momento sappiamo solo che ci sono 13 miliardi tolti complessivamente dai fondi PNRR a livello nazionale e nessuno ha chiarito in che modo bisognerà dialogare con il governo per capire quali sono i progetti che saltano, però siamo molto preoccupati. Indiscrezioni inoltre parlano di tagli che potrebbero riguardare anche alcuni lavori già iniziati, con conseguente blocco dei cantieri. Preoccupata la stessa ANCI che ha depositato una interrogazione al governo. Io mi unisco quindi all'appello al governo fatto anche da altri sindaci, penso da Mario Conte, sindaco di Treviso, nel dire fermiamoci, fermatevi, tornate indietro e garantite questi fondi ai comuni perché ne abbiamo assoluto bisogno, ma soprattutto perché non si può più tornare indietro. Stiamo sentendo in questi giorni, anche tramite l'ANCI, c'è sicuramente l'idea di una manifestazione, l'idea di far presente la preoccupazione che non è soltanto nostra ma è dei cittadini, perché parliamo di interventi che vanno veramente a migliorare la qualità delle nostre città, penso alla rigenerazione urbana. Speriamo davvero che il governo faccia retromarcia.